Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Cominciamo la riunione di oggi con i 3 anni non vincitori di 5.000 euro in carriera. Sono in 8 al via dopo il ritiro del numero 3. Lo schieramento: 1 Cesare dei Colli, Felice Facci, 2 Cronos Caff, Marco Stefani, 4 Crintolite, Andrea Vitagliano, 5 Cia 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 Sì, Gianvito D'Ambroso, 6 Cristobal Waisel, Davide Nuti. Seconda fila: 7 Candy Spritz, Andrea Farolfi, 8 Castro, Vittorio Viti, 9 Coco Chanel Treb, Cesare Ferranti. Leggermente discosti Candy Spritz e Castro. Stacco della macchina. Partono veloci Cesare dei Colli, poi Crintolite al pari di Cia 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 Sì e Cesare dei Colli con Felice Facci che mantiene la corda. Intanto c'è l'errore Coco Chanel Treb squalificato. Treb, che era la più attesa e quindi è già squalificata. Rompe anche Cia 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 numero 5 Cia 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 SI squalificato. Tanto 200 metri in 15,7. Ora Andrea Vitagliano con Crintolite va ad attaccare e a passare dopo 450 metri davanti a Cesare dei Colli. Poi vediamo in terza posizione Cronos Caff, avanza al largo Cristobal Wise L, 37 primo quarto, attacca l'allievo di Davide Nuti e sembra sul punto di poter passare ai 600, quindi nuovo battistrada Cristobal Wise L. Dopo 600 metri in 46 scarsi, passaggio davanti alle tribune con Cristobal Wise S in vantaggio davanti a Crintolite, poi Cesare dei Colli, Cronos Caff che esce all'esterno. Un po' più indietro Candy Spritz, intanto numero il giro 8, va via in Castro, 1-1-6, rompe anche Castro nelle retrovie. Intanto i cavalli sono sulla penultima curva, sempre in vantaggio il figlio di Donato Hanover, mentre avanza al largo Cronos Caff che cerca di avvicinarlo. Curva passata in 15,1, viene fuori un primo chilometro in 1,16,7. Cronos Caff fa sul serio e va all'attacco di Cristobal Waisel che cerca di riprendersi, mette una testa davanti l'allievo di Marco Stefani, alla fine si butta di galoppo numero anche 7, Cristobal Waisel. Tante rotture in questa corsa, prende il largo Cronos Caff davanti a Crintolite, poi Cesare dei Colli molto provata che è ancora terza, ultima curva passata in 14,9, è una passerella per Cronos Caff e Marco Stefani che vengono a vincere nettamente. Cronos Caff, il training è quello di Enrico Bellei, viene a vincere davanti a Crintolite, mentre per il terzo sbuca Candy Spritz davanti a Cesare dei Colli. 2,59, 1,15,8 la media al chilometro per questo figlio di Man of Many Mission. Marco Stefani alla guida, Enrico Bellei al training per la scuderia Super Fantastica. Viene a vincere nettamente, corsa falcidiata da molti errori.